Al via oggi anche ad Agrigento il nuovo anno scolastico, continua il nostro viaggio. Oggi ci siamo recati presso l'Istituto Rita Levi Montalcini, diretto dal dirigente scolastico Luigi Costanza. Stamani anche la visita del primo cittadino Franco Micichè, che ha voluto dare il suo saluto e l'augurio sia al corpo docente che agli alunni della scuola. Sì, inizia quest'anno un nuovo anno e stamattina abbiamo accolto i ragazzini delle classi dei vari settori che vanno dalla seconda a seguire, mentre fra poco alle 9 accoglieremo i ragazzi che per la prima volta si accingeranno a frequentare questo istituto con i ragazzi di primo anno. Devo dire che la situazione durante i mesi estivi è stata attenzionata per quanto riguarda l'aspetto Covid, tutto il personale risulta vaccinato, quindi non abbiamo nessun problema, fornito di Green Pass e abbiamo messo in campo tutte le strategie opportune per iniziare questo anno nella massima sicurezza. Abbiamo sanificato tutti gli ambienti e credo che potremmo andare avanti tranquillamente senza alcun problema. L'unico problema in questo momento è che c'è qualche difficoltà per quanto riguarda il personale ausiliario, in quanto necessitiamo di qualche unità in più, atteso come diceva lei che gestisco ben 10 plessi e quindi il numero al momento non risulta sufficiente, però con lo spirito collaborativo che sempre il personale dà ce la faremo e siamo convinti di portare a termine questo anno scolastico nel miglior modo possibile, come abbiamo fatto negli anni passati. Ecco, da un punto di vista didattico i programmi sono tanti e non semplici per coordinare l'attività dei vari plessi. Come diciamo gestirà queste nuove indicazioni anche da un punto di vista didattico? No, per quanto riguarda l'aspetto didattico, io mi avvalgo veramente di collaboratori, di docenti molto preparati e professionalmente eccellenti, per cui in sinergia con loro cercheremo di portare avanti tutta la programmazione didattica che abbiamo già stilato in queste giornate che hanno preceduto l'inizio delle attività. A breve, per esempio, partiranno dei progetti extracurricolari che riguarderanno le discipline di italiano, matematica, inglese, come anche l'arte, la motoria e la musica. Per cui dico, c'è tutta la buona volontà di dare a questi nostri alunni un'offerta formativa sempre più ampia e possibile proprio per il loro futuro. Ci sono stati dei riconoscimenti ultimamente. Sì, devo dire questo con orgoglio, devo dire che noi siamo stati premiati nell'edizione del premio Alessio Di Giovanni per tutte le innumerevoli attività svolte durante questo periodo del coronavirus. L'altro ieri con orgoglio anche la mia scuola è stata premiata in occasione del 700 anni della morte di Dante nelle giornate dantesche, quindi credo che diamo risultati concreti e questo ci viene, come dire, gratificato dalle famiglie, lo condividiamo con le famiglie, atteso che già quest'anno abbiamo istituito qualche classe in più al Plesso Montessori. Come vede il futuro in questo anno post-Covid e speriamo di uscircene? Ma bisogna essere sempre positivi, guardare anche perché noi abbiamo dei ragazzi ai quali dobbiamo garantire un futuro migliore forse di quello che noi abbiamo avuto. Quindi dico, dobbiamo essere positivi, inculcare in loro la bellezza delle cose e dar loro un percorso formativo ampio, articolato, ma allo stesso tempo nel rispetto dei valori legali e della dignità dell'uomo. Vabbè, era doveroso fare visita almeno a un istituto così importante, così frequentato e naturalmente ben rappresentato anche dal dirigente, anche dalla classe dei docenti. Naturalmente l'auspicio è quello di un anno scolastico che sia più sereno degli altri anni. Naturalmente da parte dell'amministrazione comunale ci sarà massima collaborazione, cercheremo anche assieme al dirigente, assieme ai docenti, una sinergia per poter adottare tutte quelle misure preventive e far sì che possano le attività didattiche scorrere in maniera naturale. Il suo saluto a chi ci ascolta, a tutti i ragazzi di Ma, Agrigento che vanno a scuola oggi. ma io auguro un buon inizio di anno scolastico a tutti. E ripeto che debba essere un anno scolastico della prevenzione ma anche della rinascita.